Ad Agrigento, in occasione dei 150 anni dalla nascita di Pirandello, il Parco Letterario Luigi Pirandello, coordinato da Bernardo Barone, ha organizzato la rappresentazione teatrale Io sono così, sogno ma forse no, a cura della compagnia teatrale CGS Carol di Catania. E tanto futuro alle mie figlie, allora li torno a mannare in Sicilia. Ma dai, in Sicilia i miei paesani fecero più danno ancora. Di notte e notte mi svaligiarono tutte le malezzene e io arrestai a Codogno a travagliare. Beh, è stata una serata abbastanza emozionante sapere che in questo luogo è nato e vissuto Luigi Pirandello. All'inizio dello spettacolo mi ha dato una fortissima emozione, considerato inoltre che facevo uno spettacolo un po' particolare, sogno ma forse no, uno spettacolo che non viene fatto spesso a teatro, però che ha un grande valore da un punto di vista pirandelliano. Giocare sulla realtà e sul sogno è stata sempre il modo di scrivere di Luigi Pirandello. Ho ritenuto poi opportuno, considerato anche che vedevo un pubblico abbastanza attento, dedicare la seconda parte non a Luigi Pirandello, ma ad un uomo che ha un grande valore nella poesia non solo siciliana ma anche italiana e anche europea, cioè mi riferisco a Ignazio Buttitta. È uno spettacolo che ormai circuito da almeno 4 anni, dal titolo La mia vita vorrei scrivere cantando. Io continuamente lo faccio perché ho notato che sia nelle scuole che anche in altri luoghi culturali sembra Buttitta accantonato, mentre tutti sanno qual è il valore letterario e poetico del poeta baghirese. Il maestro Sorbello con l'attrice ci hanno dato prova di una recitazione veramente eccellente, di un'opera di Pirandello degli anni 30, in cui proprio c'è il tema, la tematica fondamentale che Pirandello ha avuto sempre nel suo pensiero durante la sua vita, il problema del rapporto fra sogno e realtà. Dove finisce il sogno e dove inizia la realtà, che è stato anche trattato di Pirandello certe volte in maniera anche poetica. Su questa problematica si è molto espresso e sempre in tutte le sue opere. E il Sorbello ha proprio espresso con la sua compagna artista una recitazione che ha lasciato il pubblico veramente molto soddisfatto e contento, e ciò per il Parco Letterario e per Pirandello, qua a 2 passi dalla casa natale, per il 150° anniversario. È una grande soddisfazione per noi averlo potuto celebrare ancora una volta, dopo 6 mesi, 7 mesi che facciamo manifestazioni, speriamo di farne altre. Maledetti negriti, li odi tutti, maledetti tutti. Io lo vedo.